Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Proteste dei lavoratori del call center dell'INPS di Cosenza temono per il loro futuro occupazionale. Prosegue la lotta dei 52 dipendenti licenziati con un messaggino dal Carrefour di Crotone, adesso l'avvertenza approda al Mise. Paura in Calabria stamattina per una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nel Tirreno meridionale a ridosso di Scalea. Molte scuole sono rimaste chiuse. Il procuratore Nicola Gratteri, intervenendo ad un convegno organizzato alla Camera Penale di Catanzaro, ha parlato della legislazione antimafia che si sta sgretolando. La polizia di Rossano ha arrestato una coppia di conviventi con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, droga nascosta nella lavatrice. Cosenza e Crotone domani in campo alle 15 affronteranno rispettivamente il Chievo e il Venezia. Gare molto delicate, così per come detto in conferenza stampa dai tecnici Braglia e Stroppa. La pagina del lavoro dunque in apertura di questa edizione del nostro giornale con la protesta dei lavoratori del call center dell'INPS di Cosenza che temono per il loro futuro occupazionale. Il lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta! Altre voci della disperazione. La protesta è nazionale, ma qui da noi è amplificata dalla mancanza di altre opportunità. Davanti all'INPS di Cosenza, i dipendenti di un call center che lavora da anni per l'ente previdenziale. I 300 addetti dell'azienda che ha perso l'appalto in condizioni normali sarebbero passati al nuovo soggetto senza subire contraccolpi, in virtù della cosiddetta clausola sociale, ma così non è, ci sono decine di posti a rischio. Il rischio non è solo per 15, neanche per 50, ma quasi per la metà degli addetti, nel senso che la clausola sociale prevede che gli operatori in toto debbano essere almeno da 6 mesi sull'attività di INPS. Non è specificato quando devi essere nell'attività INPS, diciamo che avendo fatto diverse clausole sociali si intende alla data del passaggio che dovrebbe essere stata fissata per il 2 di dicembre, così diciamo non è stato perché la nuova azienda appaltante arbitrariamente ha fissato una data che è a ritroso dal 2 agosto al 2 febbraio, in tale data ha fissato un ulteriore criterio che è la loggatura al 70%, la loggatura quindi prevede la presenza in azienda, di conseguenza devono essere scomputate diverse tipologie di assenze. L'INPS deve essere da apripista per un corretto uso delle clausole sociali che sono leggi. In strada ci sono tutti, quelli che sanno di rientrare nelle procedure di licenziamento e gli altri colleghi per solidarietà, ma anche perché un giorno un inghippo del genere potrebbe toccare anche a loro senza le giuste tutele. Per una scelta errata da parte della nostra azienda, Covisian, che ad agosto 2018 ci ha cambiato di attività. Un cambio così, dall'oggi al domani, non giustificato, e questo cambio ci ha fatto perdere la possibilità di seguire la commessa presso altro datore di lavoro. Non abbiamo effettivamente i 6 mesi, però abbiamo un'anzianità contributiva e di lavoro con INPS che va dal 2012, quindi non ci spieghiamo perché noi non possiamo rientrare e seguire una commessa. Siamo oltre 200 persone, rischiamo il posto di lavoro 52 e come dicevi i sindacati ci dicono, fino a ieri ci hanno detto di stare tranquilli, però ad oggi le persone ogni giorno che passa aumentano, che rischiano il posto di lavoro, siamo genitori, padri di famiglia, abbiamo davvero bisogno di poter lavorare. Anni di lavoro, una formazione continua per essere sempre pronti a rispondere alle domande più disparate da parte degli utenti dell'Istituto di Previdenza. Ed ora, per un cavillo, tutto viene azzerato. Sto, a quanto sembra, perdendo il posto di lavoro. Alle mie spalle ci sono i miei colleghi di lavoro, non soltanto in questa sede ma anche in altre sedi, e siamo pronti ad andare avanti, a manifestare, perché non vediamo risposta. Noi che tutti i giorni rispondiamo per INPS, ripeto, con qualità. E questo è veramente vergognoso perché noi abbiamo dato tanto. Adesso ci aspettiamo una risposta e che vengano rispettate le clausole sociali. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal direttore della sede INPS di Cosenza, Pasquale Scortecci. Il funzionario ha ascoltato con interesse la vicenda e, come altri dirigenti di sede, si farà portavoce della problematica che potrebbe avere risvolti dannosi anche per l'ente. Il compito mio è quello adesso di fare una relazione alla mia sede regionale di Catanzaro, la quale ne inoltre la direzione generale dell'INPS, per segnalare questa problematica che è grave e non giustifica questa situazione che si è venuta a creare, questa nuova situazione.
Sarebbe un danno all'INPS perché in questo caso è chiaro che ci sarà un costo per l'INPS, perché tutti questi ragazzi dovrà essere pagata la NASPI, la disoccupazione, perché venendo meno poi il rapporto è chiaro che viene meno, si inserisce anche quello che è l'ammortizzatore sociale che noi dobbiamo pagare questa prestazione, quindi per noi sarebbe un costo. Mi auguro che anche altri colleghi di Napoli, perché di altre strutture, l'Aquila e altre strutture dove esistono queste aziende e questi contact center possano fare lo stesso, cioè più segnalazioni arrivano alle direzioni generali in modo che cercheranno di risolvere il problema, che è un problema serio. Questi ragazzi corrono il rischio, non so quanti, 2.000, 3.000, di restare senza lavoro e quindi molti di loro hanno delle famiglie e quindi lei capisce la situazione di gravità. Questi ragazzi tra l'altro svolgono un lavoro importante per INPS perché sono il front office. Sì, sono il front office e tutte le varie richieste devono essere filtrate da questo contact center e poi li girano ai nostri uffici per fornire delle risposte. Intanto prosegue la lotta dei 52 dipendenti licenziati con un messaggino dal Carrefour di Crotone, adesso l'avvertenza approda al Mise. I parcheggi vuoti, il supermercato chiuso, ma loro, i 52 dipendenti del Carrefour Market di Crotone, ogni mattina si presentano sul posto di lavoro. Dopo il licenziamento via WhatsApp sono arrivate le temute lettere. Continuano a protestare presidiando e affidando le rivendicazioni alle scritte giganti come urli sui cartelli affissi alle vetrine. Gianluca Ceraudo, dopo 26 anni, si è ritrovato senza occupazione. È come se ti sentissi il mondo portare il peso del mondo addosso. All'interno dei locali la corrente elettrica è stata staccata. Banchi frigo, soprattutto la carne, c'è ancora carne, c'è la frutta e salumi in salumeria e quindi ci sarà una bomba batteriologica sicuramente. Sarà lotta ad oltranza. Ma noi non molliamo, ripeto, noi abbiamo tanti anni di esperienza. E considera che noi veniamo a lavorare, c'è gente che viene dai paesi e percorriamo la strada della morte. Io in 26 anni ho visto morire più di 150 persone qua, la metà erano tutti i miei amici. L'avvertenza approderà al Mise, i sindacati chiedono il rispetto delle procedure. Stiamo chiedendo in maniera forte che venga espletato presso una sede istituzionale quale l'ispettorato del lavoro di Crotone. Come Fisascat, Filcams e Wiltux a livello regionale, insieme ai confederali, abbiamo fatto richiesta urgente, sollecitando anche i nostri nazionali affinché intervenissero presso il Ministero, l'unità di crisi, e quindi abbiamo avuto già una prima risposta, anche se informale, quindi il sottosegretario ha già firmato questa nostra convocazione. Sul caso i riflettori dei media nazionali per una storia che rivela quanto il mondo del lavoro abbia bisogno di controlli e tutele. Paura in Calabria questa mattina per una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nel terreno meridionale a ridosso di Scalea. Molte scuole sono rimaste chiuse. Terremoto localizzato nel Mar Tirreno a largo di Scalea, quindi a largo delle coste calabresi, di magnitudo 4.4. È avvenuto in una zona dove ci sono di tanto in tanto terremoti e quindi non è una sorpresa, diciamo che non è nulla di nuovo. Sappiamo che quell'area presenta delle faglie attive che di tanto in tanto producono questo tipo di terremoti. È difficile in generale dire se un'attività sismica di questo tipo è aumentata oppure no, perché si tratta comunque di eventi di magnitudo piccola. È chiaro, alcuni sono stati avvertiti nelle ultime settimane, per esempio nella zona di Crotone, qualche settimana fa in provincia di Catanzaro, e quindi in questi casi ovviamente la percezione dei cittadini è che l'attività sismica sia aumentata, ma in realtà non è così. Sicuramente è una magnitudo degna di nota, si tratta comunque di un terremoto che difficilmente può fare dei danni anche se è localizzato sulla terraferma. Questo per fortuna era in mare, quindi di sicuro non ha provocato nessun danno.
La politica, il segretario del PD provinciale di Cosenza Luigi Guglielmelli attacca il commissario Graziano, sta liquidando il partito, dice sull'intesa con i 5 Stelle per le prossime regionali. Guglielmelli sottolinea che bisogna prima sentire la base del PD. Accordo PD 5 Stelle anche per le regionali in Calabria. Per il segretario della Federazione Provinciale di Cosenza del Partito Democratico Luigi Guglielmelli bisogna prima sentire cosa ne pensa la base del PD. Secondo Guglielmelli, che tra gli esponenti dei Democrat che sostengono la candidatura alla presidenza della regione dell'attuale governatore della Calabria Oliverio, la proposta di accordo dovrà essere sottoposta al pronunciamento degli iscritti attraverso un apposito referendum. Se così non fosse, aggiunge, i militanti e i simpatizzanti del PD dovrebbero intentare una class action nei confronti della gestione commissariale del loro partito. Dopo il veto sulle primarie, dunque, un ulteriore diniego da parte del Partito Nazionale sarebbe visto, sottolinea ancora Guglielmelli, come un atteggiamento assai schizofrenico di un partito che nell'ultima riunione della direzione nazionale ha annunciato di voler attuare una riforma organizzativa fondata soprattutto sulla garanzia della partecipazione attiva degli iscritti nelle scelte e nelle decisioni più significative della propria azione politica. Poi l'attacco al commissario Dem Stefano Graziano. Sta liquidando il partito, dice Guglielmelli, che critica l'esito del tavolo della coalizione convocato ieri da Graziano, dove però non c'erano tutte le forze del centrosinistra che hanno costituito la coalizione, evidenzia ancora Guglielmelli, con la quale il PD si è presentato alle ultime elezioni politiche. Insomma, per il segretario della Federazione Provinciale di Cosenza del PD, il commissario sta facendo tutto da solo. Guglielmelli parla di una linea involutiva e antistorica e sottolinea che Graziano sembra voler dire che l'alleanza con i 5 Stelle si debba fare ad ogni costo. Tutto ciò, conclude Guglielmelli, al netto delle rassicurazioni che Zingaretti sta fornendo sul fatto che da Roma non sarà imposta nessuna scelta precostituita, ma che saranno i territori interessati a decidere come il PD si presenterà alle prossime regionali. E a proposito delle regionali, a meno di 2 mesi dal voto ancora non è chiaro nulla. Non è certo una bella stagione questa per la Calabria. A meno di 2 mesi dalle elezioni regionali non è chiaro ancora nulla. È tutto così liquido, per dire alla Baumann, che è maledettamente difficile pronosticare la griglia di partenza dei candidati, sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Ovunque veti, perplessità e dubbi. Il PD regionale prova a coinvolgere le forze del centrosinistra nel progetto che vede il partito insieme ai 5 Stelle a grido di discontinuità, ma Oliverio non molla, anzi rilancia e prosegue nel suo tour di incontri in ogni area della Calabria. Occhiuto, nel centrodestra, aspetta che la coalizione si pronunci sul suo nome. Berlusconi al momento non sembra intenzionato a compiere scelte diverse. Anche Callipo aspetta di conoscere l'esito delle consultazioni interne al movimento pentastellato. Tansi va avanti da Reggio a Montalto in una serie di riunioni nelle quali sta illustrando il programma che ha in mente per la Calabria. Ci sono altri candidati? Certo che ci saranno, anche se ancora non sono usciti allo scoperto, ma c'è chi giura che si stia lavorando sotto traccia. Intanto però i problemi sono tanti e di difficile soluzione. La sanità, per esempio, continua a tenere banco e al momento, al netto delle parole, non è cambiato nulla. C'è poi il capitolo dei bilanci che preoccupa più di 130 comuni in Calabria, con situazioni pesanti, come accade a Cosenza per la recente sentenza della Corte che ha decretato il default, ed altre più o meno simili, come accade a Reggio Calabria e in altre realtà medio-grandi. Visto questo stato di cose, anche il bilancio della regione preoccupa. L'ente deve incassare dai comuni 300 milioni di euro, ma quale amministrazione locale è in grado di sborsare il denaro? È molto probabile a questo punto che si vada alle elezioni senza approvare il documento contabile, consegnando la patata bollente all'amministrazione che verrà. E i cittadini che fanno? A Cosenza, l'associazione politica La Piattaforma di Marco Ambrogio lancia la proposta di riscrivere insieme il bilancio, mentre dice che sul dissesto siamo tutti responsabili. I 5 Stelle chiedono alle opposizioni di presentare in Consiglio la mozione di sfiducia. In tutto questo, l'assemblea dell'associazione Stutamoli Tutti, già protagonista della protesta in occasione della visita di Matteo Salvini a Cosenza, ha programmato 2 sit-in, uno davanti alla sede dell'ASP di Cosenza e l'altro in Piazza dei Bruzzi. Il procuratore Nicola Gratteri, intervenendo ad un convegno organizzato alla Camera Penale di Catanzaro, ha parlato della legislazione antimafia che si sta sgretolando. Gli avvocati a Catanzaro contestano la nuova prescrizione che traducono con un fine processo mai e in un incontro pubblico. Provano a spiegare quella riforma che definiscono populista e che è stata approvata dal governo giallo-verde. Le ragioni per cui abbiamo fatto opposizione
alla norma sulla sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado permangono tutti interi. Il problema è questo in realtà, che cosa si vuole ottenere con la sospensione della prescrizione al momento della sentenza di primo grado? Un accorciamento dei processi, questo è una riduzione dei tempi processuali. È proprio così? Questa è la domanda che dobbiamo porci, perché ogni norma può avere un senso se produce l'effetto che cerchiamo di ottenere. Io temo che con questa norma noi otterremo l'effetto inverso, perché la sospensione della prescrizione alla fine del processo di primo grado farà sì che i processi di secondo grado e di Cassazione possano invece durare molto più a lungo. All'incontro ha preso parte il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che sulla recente sentenza della consulta sull'ergastolo ostativo ha detto parole inequivocabili. Una sentenza inevitabile, considerando quello che già hanno deciso in Europa, considerando che l'Italia intanto in Europa conta sempre meno, man mano che passano i decenni è sempre meno filo europea, sempre meno peso in tutti i settori, quindi Germania, Francia, Olanda, Belgio possono tranquillamente fare man bassa in Italia sul piano economico, sul piano bancario, sul piano finanziario. Questo poi si ripercuote anche nel settore della giustizia, nella poca considerazione che si ha dell'Italia, che purtroppo ha avuto 150 anni di mafia, ma anche 150 anni di antimafia, che sul sangue di grandi magistrati e di grandi uomini delle forze dell'ordine si è costruita una legislazione antimafia che pian piano si sta sgretolando, non fosse altro perché gli italiani mediamente hanno la memoria corta. 'Ndrangheta sull'asse Calabria-Lombardia, 7 ergastoli in Cassazione, il procedimento nato dall'operazione Bagliore. L'operazione Bagliore scattò l'11 aprile del 2011 e fece luce su 20 anni di storia criminale sull'asse Calabria-Lombardia e sugli omicidi eccellenti dell'ex capo della cupola lombarda dell''Ndrangheta Carmelo Novella, originario di Guardavalle, ucciso il 14 luglio del 2008 a San Vittorio Lona, di Antonio Tedesco, anche lui di Guardavalle, ucciso il 27 aprile del 2009 in provincia di Como, e di Rocco Stagno di Monterosso Calabro, scomparso il 25 marzo del 2009 in Lombardia. Adesso la quinta sezione penale della Cassazione ha inflitto 7 ergastoli ad altrettanti imputati calabresi legati alle cosche del Vibonese e del Catanzarese trapiantate in Lombardia. Per l'omicidio di Rocco Stagno la condanna all'ergastolo interessa i fratelli Rocco e Francesco Cristello, di 56 e 49 anni, di San Giovanni di Mileto, Claudio Formica, 54 anni, di San Giovanni di Mileto, Leonardo Prestia, 46 anni, e Massimo Zanchin, 44 anni, di Cessaniti. Per l'omicidio Novella l'ergastolo riguarda Cristian Silvagna, 46 anni, di Bollate, mentre per l'omicidio Teresco carcere a vita per Sergio Sestito, 51 anni, di Palermiti. Unico annullamento con rinvio per l'omicidio Stagno, quello disposto per Francesco Elia, 46 anni, di San Giovanni di Mileto, per il quale sarà necessario un nuovo processo d'appello. I nostri 100 secondi di cronaca. Uno stalker è stato arrestato dagli agenti della squadra volante a Cosenza. Al 51enne contestata anche l'evasione, l'uomo era ai domiciliari. Fermati dai carabinieri 2 cittadini ucraini ritenuti responsabili di essere gli scafisti dello sbarco di migranti avvenuto ieri notte a Bianco nel Reggino. 50 gli extracomunitari a bordo, 8 gli sbarchi negli ultimi 2 mesi registrati nella Locride. I 2 fermati dai militari, un 27enne e un 32enne, si erano allontanati dalla nave e avevano raggiunto la costa. 2 persone in manette a Corigliano Rossano, si tratta di una coppia di conviventi, un 26enne e un 20enne, ritrovata nella loro casa dagli agenti della polizia nel corso di una perquisizione domiciliare, involucri contenenti sostanza stupefacente, 580 euro in contanti. La marijuana era nascosta tra gli abiti in lavatrice. I 2 sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.
Incidente stradale a Cutro, questa mattina un ferito lieve, il bilancio sul posto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, disagi al traffico. Il comune di Cassano allo Ionio si costituirà parte civile nel procedimento che vede come indagate 12 persone, tra cui l'ex sindaco Gianni Papasso e alcuni dirigenti e dipendenti del Tempo, nei confronti delle quali si ipotizza l'accusa di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La commissione straordinaria che amministra il comune ha deliberato di costituirsi sin d'ora nelle forme previste dalla legge come parte civile nel procedimento penale secondo le norme di legge per tutti i capi di imputazione contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei 12 indagati. Siamo alla pagina sportiva. Cosenza e Crotone domani in campo alle 15 affronteranno rispettivamente il Chievo e il Venezia, gare molto delicate, così come è stato detto in conferenza stampa dai tecnici Braglia e Stroppa. Sono trascorsi 18 anni dall'ultimo Cosenza-Chievo, ricordi passati che riaffiorano, il gol di Pisano e poi la rimonta di Corini e Franceschini a Marcorda alla vigilia di una gara importante per i Lupi che dopo la bella vittoria di Cittadella vogliono ripetersi davanti al proprio pubblico per dare il via ad una nuova fase. Veniamo da una vittoria importante e ci dobbiamo far trovare pronti. Io sono convinto che possiamo fare bene, perché fisicamente stiamo bene, stiamo crescendo, fisicamente penso l'ha dimostrato il secondo tempo di Cittadella dove praticamente abbiamo giocato solo noi e questo è un dato di fatto e un dato di merito per il prof che insieme agli altri componenti tirano avanti il gruppo. Braglia in conferenza non scopre le carte, anzi dice vedremo quale formazione mi darà più garanzie. Certo è che il Chievo ha giocatori di qualità, ma anche il Cosenza ha le armi giuste per poter pungere. L'importante è non regalare minuti agli avversari. Il Chievo abbia giocatori di classe lo sanno tutti, però io sono convinto che i giocatori di classe ce l'abbiamo anche noi. Abbiamo giocatori importanti, abbiamo ragazzi importanti, va bene che da loro gioca 2001 e 2000, da noi giocano 98 o i 2000, perciò e penso che abbiamo le armi per poter fare bene anche domani. Se non succede qualcosa può anche darsi, come può darsi che cambiamo qualcosina. Grandi linee era giusto riproporla. Vigilia anche per il Crotone che domani alle 15 allo Scido ospiterà il Venezia. Stroppa recupera qualche acciaccato. L'obiettivo è tornare a vincere per mettere pressione alla capolista Benevento. Sappiamo che affrontiamo una squadra organizzata che ha delle bellissime idee a palleggio, gioca con coraggio e quindi credo che domani potrebbe essere una bellissima partita da vedere per chi potrebbe assistere a questo match. Rientra Bellodi di quelli rispetto all'ultima partita, se non erro. Maxi Lopez è out, Gigliotti è squalificato. Adesso nel prossimo servizio vediamo questo Open Day delle eccellenze. Si sa che per organizzare il giorno più bello della propria vita è necessario fare scelte ponderate e decidere tra la miriade di offerte e proposte non è semplice. Può aiutare a farsi guidare da professionisti e magari partecipare ad un evento come in Wonderland organizzato da Villa Pergamena. Domenica 27 ottobre alle ore 15:30 vi aspettiamo per farvi intanto degustare le nostre pietanze, ma anche presentarvi le novità che sono gli allestimenti, musica, spettacolo e tante altre novità, quindi vi aspetto, mi raccomando, non mancate. È un percorso ideato qualche anno fa, in realtà con altre aziende, nel momento in cui mi sono resa conto che in realtà la Calabria è ricca di eccellenze. Vista la mia passione per la ristorazione, ho mandato avanti questo obiettivo insieme a tante altre aziende veramente di grande spessore. Un Open Day utile ad orientare le coppie o chiunque voglia organizzare un evento per conoscere le novità del settore a partire dalla scelta dei vini. Il vino è il prodotto che comunica di più
se poi lo abbiniamo a quello che è il piatto perfetto e al luogo perfetto, darà delle emozioni uniche. Nel momento in cui vado a scegliere i vini da proporre agli sposi, faccio una selezione maniacale di quelli che possono essere le cantine, ma soprattutto gli ottimi vini, che lavorano su due prodotti inscindibili, due fattori inscindibili, qual è il vitigno ed il territorio, quindi la mano dell'uomo e nonché quella che è la natura, per fare in modo che ogni bottiglia possa avere il giusto rapporto con il territorio. E proprio da questo matrimonio che c'è tra il vitigno e il territorio nasce quella che è l'originalità, la specificità, la tipicità dei nostri vini calabresi che vado a proporre. Un giorno di festa da ricordare anche per la colonna sonora, elemento imprescindibile che può fare la differenza. Spesso neanche le fotografie restituiscono altrettanta verità della colonna sonora che si costruisce a un evento, che poi accompagna in maniera, tutte le immagini che ci saranno le accompagna in maniera straordinaria, che lasciano il segno sia del ricordo della serata e sia poi quando questa serata verrà rivista tante volte. E adesso le previsioni del tempo. La goccia fredda, ormai attiva da diversi giorni sul Mediterraneo occidentale, si è spostata tra il canale di Sardegna e quello di Sicilia. Sulla Calabria è previsto un peggioramento del tempo su Reggino, parte del Vibonese interno e basso Catanzarese ionico. Domani nuvolosità variabile con spazio anche ad ampie schiarite nel corso della giornata, possibili deboli piogge sui versanti ionici nel Reggino e del Catanzarese. Temperatura stazionaria. Passiamo a mari e venti. Domani ventilazione dei quadranti orientali ovunque, tra debole e moderata con mari generalmente poco mossi. Mosso il Tirreno centro-settentrionale al largo. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.